Sono le 18.09, questo è Chi Ben Comincia, lo show del lunedì sera di Radio Gioconda, e in diretta con noi c'è Eros Cisilino, presidente dell'Arlef, l'Agenzia Regionale della Lingua Friulana, per descriverci l'importante progetto Il Super Dizionari de Lenghe Furlane, ovvero la piattaforma dedicata alla lingua friulana che rende accessibili attraverso un'unica interfaccia i contenuti di 3 importanti risorse digitali. E quindi diamo il bentornato al Presidente. Buonasera. Buonasera Linda, buonasera Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori della Radio Gioconda. Sì, siamo qui per parlare del Super Dizionari, che è questo prodotto che abbiamo realizzato da poco e che riunisce 3 dizionari che sono il Gran Dizionario Bilingual Talian Furlan, che è l'interfaccia che vede la lingua friulana e la lingua italiana confrontarsi, ma poi anche il dizionario monolingual, monolingue chiaramente, e poi anche il dizionario dei cognomi. Verranno aggiunti anche altri dizionari nel corso del tempo che avranno caratteristiche molto più scientifiche e veramente specifiche, quindi molto interessanti, molto curiose, che trovano anche la capacità di poter accattivare con quelle che possono essere le esigenze sia dei nostri giovani ma anche di chi si sente giovane dentro. Ma io farei un passo indietro, perché di carne al fuoco ne ha già messa tantissima. Parliamo innanzitutto di Arlef. Arlef ha una sua missione sicuramente che sta portando avanti negli anni. Io vorrei sapere qual è e soprattutto come si è evoluta in questi ultimi anni. L'Arlef tutela la lingua friulana, ma soprattutto ne promuove l'utilizzo, quindi in tutti i settori, specialmente in quelli pubblici, in quelli dove la lingua friulana dovrebbe essere utilizzata in maniera curricolare, esattamente come succede per la lingua italiana. Quindi abbiamo diversi settori di impegno, ma anche diverse attività, diversi prodotti che abbiamo presentato negli ultimi anni, e soprattutto abbiamo, come dicevate bene, il coinvolgimento dei giovani, soprattutto in un progetto che si chiama Iupaltubo ed è inserito all'interno di YouTube. Noi abbiamo come Arlef il nostro canale YouTube, ma abbiamo questo secondo canale che è un canale che ormai conta 120 video, probabilmente qualcuno in più, e parla di tantissime cose, temi scientifici, temi di attualità, temi di geografia, storici chiaramente, e soprattutto legati alla lingua, tutto chiaramente in lingua friulana e fatto da giovani. Infatti Arlef sta utilizzando al massimo il potenziamento delle tecnologie, con appunto contenuti web che sono seguitissimi da ogni parte del mondo, perché vi arrivano dei feedback di friulani che vivono fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, anche dall'Italia, assolutamente positivi. Tantissimi complimenti vi arrivano. Qual è quello che forse l'ha colpita di più in tutti questi anni, Eros? Ma direi tutti mi hanno colpito molto, ma direi che gli ultimi contatti che abbiamo avuto, soprattutto col Giappone, sono stati estremamente interessanti. Col Giappone abbiamo dei contatti che ormai arrivano da diversi anni fa, con il professor Yamamoto, che purtroppo ci ha lasciati, però tuttavia il suo lavoro rimane sempre presente. Ma le Villotte friulane sono state cantate anche dal coro dell'Università di Tokyo, continuano ad essere utilizzate, ma poi, come dite voi bene, avete anche rimarcato questa possibilità di poter far sentire la lingua friulana anche in Argentina, in Canada, in Australia, insomma in tutti gli angoli del mondo, ma soprattutto di essere apprezzati come appunto qualcosa di vivo e non qualcosa che appartiene a un passato. Tornando a parlare delle super dizionari, c'è un numero interessante, secondo me assolutamente unico, perché sono oltre 8.000 i cognomi con spiegazioni etimologiche e storiche nel dizionario proprio dei cognomi. L'idea di questa indagine come nasce, Presidente? Questo è un dizionario che era già presente, quindi noi abbiamo semplicemente curato l'edizione online, e quindi una fruizione che può essere, come si diceva, mondiale. E questo dizionario verrà implementato di altri cognomi, ma comunque già 8.000 diciamo che è un buon numero. Abbiamo contattato da tempo gli autori e gli autori sono resi disponibili per nuovi aggiornamenti, quindi probabilmente avremo delle novità a breve. E come dicevo anche per altri tipi di dizionari che sono relativi diciamo più alla parte scientifica. Sempre work in progress. Diamo spazio alla musica su Radio Gioconda e subito dopo continueremo questa piacevolissima chiacchierata con lei. Arriva Tiziano Ferro con Cuore rotto a chi ben comincia. Avevo bisogno di te.
Allora, dal Super Dizionario è nato un personaggio pazzesco. Abbiamo il contributo video che ci arriva dalla regia, da Dani Tor, e salutiamo Danny, lo ringraziamo perché questa sera si sta dando tanto da fare, come sempre d'altronde. Allora, se sei pronto, lo seguiamo insieme questo video insieme al Presidente e a tutti coloro che ci seguono attraverso il video. Sì. E dopo lui mi chiale e fa tipo, sai tu, che roba che si fa school volley? Ben viene un tic nervoso. Tu vuoi dire che ti ha amicato? Amicat? Ma per Furlan non si discussi. E io un'altra la per aule. Qualchedun ha bisogno di me. Questo è un lavoro per Super D, il super dizionario delle lingue furlane. Ce l'hai? No, come si dice al arcobaleno per Furlane? Si dice Arc di San Marco. Un posto di fare copie e mi raccomandi, visiti di comprare i cernicoli. Va bene. Oh signor, ma ci sono gli scerniculis? Belisca! Ti hai fatto l'occhiolino? E stricevoli? Ma c'è disegno? So il Super D, il super dizionario delle lingue furlane. E la per aule giuste e cimia. Sì, mia cimiat. E ieri proprio te che la per aule. Se non ti ven la per aule giuste, va sul Super Dizionario delle lingue furlane. Tu lo chiatti su www.arlef.it. Troppo divertente. E nel fuori onda, per gli amici che ci seguono attraverso il video live, abbiamo seguito Super D, che è il supereroe della lingua friulana. Siamo in compagnia con di Eros Cisilino, presidente dell'Arlef, e ci siamo veramente divertiti anche Quindi nel fuori onda. Super ospite. Super D. Super D, sicuramente. Dobbiamo farlo arrivare col mantellino e farlo entrare negli studi di Radio Gioconda. Sarebbe bellissimo, davvero. Gli facciamo un'interrogazione in friulano e lei, presidente, fa il professore, mettiamo al voto a questo Super D. Che ne pensa? Assolutamente sì, tra l'altro l'attore abita proprio qui vicino, quindi è molto facile, anzi gli attori direi, perché lì se ne vedono più di uno e sono tutti della zona, e quindi è qualcosa di veramente interessante. Soprattutto, ecco, l'argomento che è stato reso noto nel video, che è l'Art di San Marco, trova dei fondamenti storici estremamente importanti grazie, insomma, al culto di San Marco, all'Aquileia, che rappresenta, insomma, il nostro punto di nascita da un punto di vista culturale. Ecco, quindi direi che sarebbe un'attività veramente interessante, qualcosa da poter fare con veramente una grande gioia qui in radio. Allora noi attendiamo questo supereroe. Soprattutto perché ci sarà il suo, come Superman, all'alter ego Clark Kent. Dobbiamo sapere chi è l'alter ego di Super D. Ma poi è un contenuto veramente che si può trovare in questo momento su tutti i social, su TikTok, su YouTube, ed è veramente adatto a tutti, perché i bambini si divertono guardandolo, imparano, gli adulti come noi, insomma, si sono fatti anche un sacco di risate, e appunto resta viva la lingua friulana, così tanto importante per l'Arlef e per tutti noi. Assolutamente sì, ma io rimarrei sul parlare di giovani, perché credo che sia una delle risorse più importanti che ci sono nel 2025, soprattutto per sviluppare un grande futuro. Possiamo parlare un po' più approfonditamente di tutto quello che è il team di Arlef, magari anche li presentiamo, li salutiamo, magari anche nei loro vari compiti all'interno della struttura. Beh, allora c'è una struttura chiaramente fissa che fa parte, insomma, dei nostri collaboratori dell'Arlef, dell'Agenzia Regionale della Lingua Friulana. Adesso non li nomino tutti, seppur non siano proprio tantissimi. Devo dire che l'agenzia è un'agenzia abbastanza snella per tutto quello che fa, e li voglio ringraziare per il grandissimo lavoro che fanno, per l'impegno costante che ci mettono, insomma, ogni giorno. Direi che se uno non ci crede difficilmente può lavorare a questi ritmi, e devo dire che appunto i nostri giovani, e sono tutti giovani in realtà, ecco, i nostri collaboratori dell'Arlef sono molto molto motivati. E poi ci sono appunto i nostri attori di Yup al Tubo,
i nostri personaggi, insomma, che anche lì propongono delle storie, propongono dei testi. Questi testi vengono pensati, chiaramente messi in onda con un team altrettanto giovane che lavora dietro le quinte, perché bisogna dire che in un video anche come quello che abbiamo appena visto ci vuole un sacco di impegno, ci vuole una capacità, ecco, di poter realizzare in maniera fresca e veloce, con grande, insomma, particolarità e ricchezza di immagini, tutto quello che può essere comunicato in un breve lasso di tempo. Quindi direi che sono tutti molto bravi, anche numerosi, siamo in 444.000 parlanti ogni giorno in Friuli, ma come si diceva prima, molti anche all'esterno. E come si diceva prima, Presidente, state già lavorando all'integrazione di nuovi dizionari, quindi quali sono i passi nel si prossimo? possono spoilerare. Ma sì, facciamo lo scoop su Radio Gioconda, Presidente. Ma qualcosina direi che fa parte dell'agricoltura, no? Qualcosa che le nostre parole friulane sono molto legate all'agricoltura, no? Però in realtà abbiamo un settore agricolo che è estremamente importante per il nostro Friuli, che è appunto il settore vitivinicolo, e lì c'è una quantità di termini estremamente interessanti anche da un punto di vista sociale, che verranno appunto pubblicati grazie all'impegno, tra l'altro, di alcuni autori che già vediamo nel dizionario dei cognomi. Quindi in realtà è qualcosa che è già pronto e lo stiamo rivisitando, aggiornando con delle chicche che magari usciranno nel corso del tempo. Nel corso del tempo, quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi oppure il prossimo anno? No, nei prossimi mesi, forse anche di meno. Tra l'altro siamo in lavorazione anche per l'app, perché ora si raggiunge il dizionario tramite il sito dell'Arlef, ma comunque stiamo realizzando già l'app, e quindi uno va direttamente sull'app, sul telefonino, e può utilizzare il dizionario tranquillamente, anche con una velocità che è la velocità che è necessaria in questi periodi. Abbiamo fatto 2 scoop, allora, 2 anteprime le abbiamo fatte oggi su Radio Gioconda. Io vorrei andare a leggere, prima di congedarla, Presidente, un messaggio che ci arriva da Francesco, e scrive: interessante iniziativa, vado subito a cercare il super dizionari, viva il Friuli. E poi ecco, si aggiunge Giorgia che scrive: mi salutate, sto preparando il frico mentre vi ascolto, Mandi. Piatto tipico friulano, Grande. conosciuto in tutto il mondo, e soprattutto i grandi chef del mondo l'hanno reso celebre, così come il tiramisù. Insomma, tutte cose friulane che vanno portate nel cuore e anche sulla tavola. Fantastico. Soprattutto sono buonissimi. Sono buonissimi, sì, sì. È un piatto a cui io non rinuncio mai quando mi viene proposto. Presidente, allora, grazie infinite per essere stato con noi in questo lunedì. In bocca al lupo per tutti i grandi e i tanti progetti per l'Arlef, e complimenti, insomma, a tutto il team che lei oggi rappresenta e che guida ogni giorno. Grazie a voi, grazie a tutti gli spettatori, gli ascoltatori Anche e spettatori, sì, chiaramente via video. Grazie mille, Presidente. Buon lavoro e buona settimana.